Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi ritorniamo a Zero Branco. Siamo in compagnia del presidente della Proloco di Zero Branco, Andrea Lunardi. Ben ritrovato Andrea, grazie mille di averci invitato e intanto congratulazioni per la nuova nomina nella continuità di questa Proloco. Sì, buonasera a tutti e bentornati a questa 26esima edizione dell'Asparago GP di Badoere. Come tutti gli anni noi ci rinnoviamo. Cosa posso dire? Speriamo di avere una gran affluenza di persone e che tutti siano contenti dei nostri cibi, pietanze che proporre. Andrea, a proposito di pietanze, ci dicevi quest'anno c'è qualche novità, qualche chicca come preparazione dell'asparago? Sì, sono già 2 anni che abbiamo i nostri cuochi che preparano il dolce all'asparago. Andrea, 2 weekend ricchi, impegnativi, ma il direttivo senza tutti i volontari non potrebbe fare nulla, quindi un ringraziamento ai senior ma anche ai new entry. Certo, come Proloco abbiamo bisogno di volontari, di altre associazioni ci diano una mano perché lo sforzo è immenso. Dalla Sagra del Peperone di quest'anno abbiamo ricostruito un bel gruppo di bambini che servono ai tavoli e per fortuna abbiamo loro, speriamo nelle nuove generazioni. Beh, sicuramente Andrea, noi intanto ti ringraziamo di questo invito, adesso andremo a mangiare un boccone anche noi, però ai telespettatori diamo appuntamento per il prossimo weekend, ma soprattutto per la Sagra del Peperone a fine agosto. Certo, dal 25 di agosto per 10 giorni ci sarà la rinomata Sagra del Peperone, che siamo arrivati alla 56esima edizione. E adesso un saluto a tutti, poi mi pare che ci sia troppa varietà, secondo me devi darmi una mano a scegliere tra il menù cosa mangiare questa sera. Certo, noi puntiamo soprattutto sulle pietanze, i nostri cuochi ci mettono del suo, anche perché sono tutti volontari e speriamo bene, speriamo che veniate in tanti e che siate contenti dei nostri cibi. Quindi io e Andrea vi ringraziamo, vi diamo appuntamento questo weekend 14, 15, 16 e 22, 23, 24 aprile 2023, 26esima Sagra dell'Asparago e vi aspettiamo per la 56esima Sagra del Peperone l'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre. Yeah.